C'era una volta, a Matera, un ragazzo di nome Giovanni, nato da una famiglia di cui poco si conosce. Fin da giovane, Giovanni sentì un richiamo profondo verso Dio e decise di lasciare tutto per dedicare la sua vita alla fede. Giovanni trovò rifugio in un monastero sull'isolotto di San Pietro, ma dopo alcuni contrasti con i monaci capì che quella non era la sua strada. Così partì e vagò per 2 anni in solitudine e penitenza, attraversando la Calabria e la Sicilia. Ogni passo era una preghiera, ogni respiro un'offerta. Dopo tanto peregrinare, Giovanni tornò a Ginosa, dove i suoi genitori si erano trasferiti. Non si fece riconoscere e continuò a vivere come un asceta, rinunciando a cibo, bevande e persino alla parola. La sua fede era forte, come una roccia tra le onde del mare. Un giorno Giovanni trovò un tesoro, ma non si lasciò tentare dall'oro e dalle ricchezze. Con quel tesoro fondò una comunità monastica. La sua devozione e purezza suscitavano però l'invidia del conte locale, che lo fece imprigionare. Ma Giovanni, con la forza della sua fede, si liberò miracolosamente dalle catene. Riprese il suo cammino vagando per il sud Italia finché sentì una voce che lo esortava a recarsi in Puglia. Passò per Bari e Monte Sant'Angelo e in quei luoghi fu ispirato a fondare una nuova comunità a Pulsano. Questa comunità, chiamata degli Scalzi, crebbe rapidamente, passando da pochi seguaci a molti. La fede di Giovanni era come un fuoco che illuminava e riscaldava chiunque lo avvicinasse. Fondò anche un monastero a Foggia. Dopo 10 anni Giovanni morì e fu sepolto lì, ma il suo viaggio non era ancora finito. Il suo corpo fu trasportato a Pulsano e, anni dopo, fu traslato nella cattedrale di Matera. Giovanni fu proclamato santo. Le sue reliquie sono custodite in un'artistica urna, testimonianza della sua santità e del suo amore per Dio. La sua festa si celebra ogni anno e presso la sua casa natale a Matera sorge una chiesa rupestre. San Giovanni da Matera, un uomo di fede incrollabile, di devozione infinita, la cui vita è un faro di speranza e amore per tutti coloro che cercano Dio. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.